Qui prima era indicato il percorso del trekking, adesso qui vivono un sacco di formiche. Questo sentiero segue la strada, è difficile perdersi seguendo segnali piccoli. Lunghezza di questo percorso 15 km. Difficoltà tecnica escursionistica e altitudine massima 400 metri. Questo percorso, conosciuto grazie a sue bellissime viste, è veduta panoramica al punto di Monte Liuro. Ma come potete vedere, ci sono qua anche altri miracoli, anche in giornata con poco sole e nuvole. Finalmente abbiamo trovato le cartoline del percorso e da qua a destra parte sentiero per visitare famosa grotta delle piramidi. Abbiamo visto, non lontano dal piramide, altre belle rocce, ma siamo riusciti a avvicinare solo a una. Dopo il sentiero non era chiaro e così siamo girati indietro per salire fino a punto. Avevamo tanta voglia di sole e luce per fare belle foto, ma arrivata nebbia, si è coperto tutte viste. Il posto è diventato magico, incantevole, e la sensazione che si può toccare le nuvole. E finalmente siamo arrivati alla famosa vedetta, dalla quale c'è una bellissima vista. Ma non si vede niente.